Chiunque può mettere in vendita una casa, ma in certi casi è proprio l'ultima cosa da fare, se prima non si sistemano gli aspetti tecnici. Serve conoscere normative, atti, tempistiche e saper coordinare le parti anche quando non vanno d'accordo. E serve farlo con autorevolezza, chiarezza e sì, anche un po' di empatia. In conclusione, vendere una casa non è sempre solo vendere un immobile. A volte è chiudere una storia, trovare un accordo, rispettare un dolore. E in quei casi il mio mestiere cambia forma. Diventa quello di un professionista capace di fare da ponte tra aspetti legali, tecnici, emotivi e pratici. Perché una casa può essere 4 muri o il luogo in cui una famiglia ha vissuto tutto, e far sì che quella transizione avvenga nel modo giusto è una responsabilità. E io sono orgoglioso di assumerla ogni volta che vengo scelto per farlo.